Sì, abbiamo diciamo, accelerato poi nella seconda metà del primo tempo, creando, abbiamo pure trovato il gol. Siamo stati bravi a non mollare subito, nonostante veniamo da 15 giorni di preparazione, col caldo, la coppa in mezzo, abbiamo giocato mercoledì, adesso giochiamo di nuovo mercoledì, abbiamo adattato purtroppo per un deficit che abbiamo tre giocatori, tra cui due difensori centrali, perché purtroppo non abbiamo avuto la possibilità ancora di tesserare un ragazzo, stiamo aspettando che viene dall'estero, quindi un ragazzo sta fuori per infortunio, tutto diventa più difficile quando incontri una corazzata come l'Aspra che, inutile nasconderlo, ha creato una squadra per vincere il campionato, a tutti i giocatori di altre categorie, quindi sapevamo che venivamo qua, sarebbe stata dura, ce l'abbiamo messa tutta, poi però capisci bene che quando vai sotto di 4 gol tutto diventa più difficile. Chiaro che inizi a dare spazi perché cerchi il gol e magari poi prendi le imbarcate o il contropiede. Di certo mi aspettavo qualcosina in più da parte degli arbitri, hanno fatto tanti errori pure loro che secondo me non ci stanno, però il calcio è anche questo, sbagliano i calciatori, sbagliano gli allenatori, sbagliano pure gli arbitri, quindi accettiamo la sconfitta e ci sta, ripeto, sapevamo di incontrare una corazzata, siamo arrivati con un deficit non indifferente, non dico che era scontato, ma sapevamo che sarebbe stato duro e così è stato alla fine. Sì, perché Di Salvo è un centrocampista che abbiamo messo dietro perché diciamo, un uomo d'esperienza e ho deciso insieme al mio staff di metterlo lì per darci una guida a questi giovani. Se hai fatto caso, noi avevamo al primo tempo 5 under, quindi non è semplice mettere in campo una squadra con tutti questi under, con una corazzata e con un deficit, ripeto, importante. Non ci siamo riusciti, a tratti abbiamo fatto cose belle, però purtroppo, ripeto, troppi errori che per una squadra come l'Aspra non devi concedere, perché poi, come vedi, ti fanno gol. Gli ultimi due gol non li considero realmente, perché capisci bene alla fine quando tu provi quantomeno ad abbassare lo score è chiaro che lasci uomo contro uomo dietro e una serie di rimpalli, poi il rigore finale c'è, non lo so, poi lo rivedremo nel video, però ripeto, questo discorso lascia il tempo che trova. Ripeto, noi ci rimbocchiamo le maniche, speriamo in settimana di riuscire a tesserare il nostro difensore centrale, speriamo di riprendere il ragazzo infortunato che è fermo da 6 mesi per un problema al ginocchio purtroppo, quindi diciamo che si è allungata un po' la sua degenza. Speriamo di riprenderli presto e di riprendere la nostra marcia, che comunque è quella di raggiungere la salvezza prima possibile. L'andata è finita 3-1, ho trovato una squadra comunque ben organizzata, ben messa in campo, tutti i giovani che corrono molto, quindi non sarà una partita facile nonostante il 3-1 dell'andata. Sicuramente cercheremo il riscatto di questa prestazione di oggi, ci servirà anche per il morale cercare di dimostrare la nostra forza. Ripartiamo da una brutta sconfitta, che comunque anche se è una partita che vale sempre 3 punti, il risultato tennistico fa male soprattutto ai ragazzi più giovani, però noi grandi appunto siamo qui per questo, per dare fiducia ai ragazzi e pensare subito alla partita di Coppa di mercoledì, dove dobbiamo superare il turno, e poi alla prima partita di domenica in casa. Ripartiamo da questo. Giocare tra le mura amiche sicuramente ci darà il 12° uomo in campo, come negli anni passati è stato sempre per noi un punto di forza. Noi, ripeto, siamo una squadra giovane, oggi eravamo un po' rimaneggiati e dispiace, però testa bassa, pedalare, seguire il mister, allenarci e ripartire sin da subito. Noi vogliamo giocarcela con tutte le squadre al completo, questo sì, perché dispiace, poi c'è il rimpianto e noi vogliamo, ripeto, raggiungere subito l'obiettivo della salvezza e poi toglierci qualche soddisfazione.